Buonasera. Ok, provo a vedere se c'è. Abbassiamo questo. Buonasera amici dell'edicola, terza giornata del campionato di Serie B che vede qui a Cinque Pronti la Jolly ospitare il Raffaele Lamesia con in panchina un nostro amico, un ex Tonino Chirumbolo. Qui con me oggi al commento, siccome ci vuole orecchio per seguire la partita, ho con me Tommy. Buonasera. Buonasera a tutti. Si sente Tommy? Ci dovrebbe essere. Buonasera. Salutiamo i nostri amici in trasferta, Gabriele e Francesco, che ci stanno seguendo, la nostra regista da Torino che fa l'inviata, il controllo a distanza via WhatsApp, ci avvisa se le cose vanno bene. Infatti vedo che già ci ha mandato Dalla regia dicono tutto ok. Tutto ok, la regia ci dice tutto ok, ce l'abbiamo fatta. Oggi sono solo, senza Gabriele e Annalisa. Allora, terza partita, scorsa settimana turno di riposo per la Jolly. Segniamoci allora il Raffaele Lamezia schiera il palleggiatore Ribecca, l'opposto Palmeri, il nostro ex Graziano scacciatore, Mille schiacciatore, Salmena centrale, ex della partita Vaiana, ex nostro centrale, e Sacco come libero. Per la Jolly Pugliatti alzatore, Lagana opposto, libero Lopretrone Massimiliano, Remo. Poi abbiamo i due nuovi Filianoti Federico l'opposto, e tutti e due fratelli sono questa volta, è il 13 tutti e due, e il centrale.
Sì, vero? Sì, sì, sembra che sia un 13 quello lì. Si inizia. P1 per il Raffaele Lamezia con Ribecca, il palleggiatore, alla battuta. Attendiamo che sia tutto pronto per il referto elettronico. Sapete la novità di quest'anno. A quanto pare ci sono problemi di connessione. Noi ne sappiamo qualcosa facendo sempre le dirette dal palazzetto. Non parte il referto elettronico. Allora, innanzitutto vediamo i due arbitri. Primo arbitro Privitera Rosa Elisa Sebba, e sono 3. Secondo arbitro Squillaci Rossella Agata, e sono 5. Quindi abbiamo 5 arbitri oggi. per non sbagliare. Vediamo le partite di oggi nel frattempo. Allora, qui a 5 pronti, quindi ospitiamo il Raffaele Lamezia
La Paumar Volley Siracusa riposa. A Letojanni la Dettarino ospita il Re Borbone Saber Palermo. Tonno Callipo riposa. A Bronte la Geam Service Aquila Catania ospita la Sicily Fratelli Anastasi. L'altra volta aveva un altro nome. A Via Grande la LCT Warrior Via Grande ospita Costa Dolci Papiro Catania. Sì, l'altra volta era Sicily Beach Volley, la società. Sul sito della federazione invece viene chiamata Sicily Fratelli Anastasi. Visto che non si parte, mandiamo pure la classifica, come ci troviamo. Allora, 4 punti la Warrior Via Grande, 3 punti il Raffaele Lamezia, Datterino Volley Letojanni, Paumar Volley Siracusa, Re Borbone Saber Palermo e la Sicily Fratelli Anastasi Beach Volley. Ancora a 3 punti il Costa Dolce Papiro Catania, poi 2 punti la Jolly e a 0 punti la Gian Service Aquila Catania e la Tonno Callipo. Vediamo, forse ci siamo. Ecco che il primo arbitro Privitera ritorna al seggiolino, il secondo controlla le formazioni, quindi penso che si è sbloccato. Che dici, Tommy? Dovremmo esserci. Ti sento male, ecco, in questo caso ci vuole orecchio per sentirti. Vediamo un po', questo è il mio, questo è il tuo, prova un po'. Prova. No. Prova. Sì, ti sento che hai il volto molto lungo e il microfono non arriva. Vediamo se l'archetto, così. Così si sente, dai. Ok, tutto pronto. Si comincia. Si comincia, Ribecca al servizio, 18:09, primo pallone finalmente. Buona di Pasquale, primo tempo. Murato, Filianotti. Out, uno pari. Mimmo Laganal, servizio del nostro posto. Vediamo se riusciamo a riconoscere. Tommy, dammi una mano sul sestetto Di Lamezia. L'attacco di Mille. Buona. Va a segno. Chi era, Salmena? Chi è stato a schiacciare? Mille. Ah, Mille, le nostre schiacciate a Mille me le ricordo. Ed è proprio Mille. Perché 2-0? No, è sbagliato. Cioè è fermo. Sta segnando male sopra, vedi? 2-1. Resettiamo il tabellone, si parte. Ed è out anche la battuta di Miller. Il dottor Fabio Remo.
Salmena al servizio, un'altra faccia conosciuta qui a 5 pronti. Oh! La slash di Vaiana mette in difficoltà la Ganà. Allora. Si ferma sul nastro la battuta di Salmena. Filianoti Francesco al servizio, il nostro centrale, due fratelli. E in la schiacciata di Palmeri, il nostro ex. Ed è Palmeri al servizio. Da questa azione abbiamo anche il replay. Vediamo se funzionà. Sì, funziona. Al salto Palmeri su Remo che tiene bene. Pallonetto di Dionisio Di Pasquale. Primo tempo. Non parte il replay. Peccato, è in la schiacciata dell'opposto del Jolly, Mimmo Laganà. Provato il problema al replay con Dionisio Di Pasquale al servizio. Palmeri si ferma. Si ferma sul nastro, come vedete dal replay, la schiacciata di Palmeri con Dionisio sempre al servizio. Out. È entrato Vaiana al servizio su Dionisio Di Pasquale e Palmeri che colpisce Vaiana. Antonio Melare, il centrale, al servizio. Palla per 1000 che mette giù questa diagonale stretta. Ribecca al servizio per il Raffaele.
Out. 8 pari. Domenico Laganà al servizio. Forza la sua spin. Ace di Domenico Laganà. Sì, zona di conflitto tra Graziano e il libero Sacco. Speriamo che i numeri corrispondano ai nomi. Ce li ha dati Vaiana e ce n'era uno errato. Bene, la Palmeri murato ed è out. Mille al servizio, al salto ed è out. Out. Molto fallosa la Raffaele Lamesi al servizio, Tommy. Sì, sono già un paio gli errori al servizio di Lamezia. Sono tanti punti che hanno lasciato per ora per strada. Intanto Fabio Remo al servizio, Gen Flot per lui su 1000. Primo tempo di Salmena. Che 10-11. 10-10, pardon. Con Salmena al servizio. Out. Al servizio Francesco Figlionoti centrale. Su 1000. Graziano, tocco del muro. Dionisio Di Pasquale, muro. 11 pari. Palmeri al servizio. Ed è out. 12-11. Marco Pugliatti al salto. Break della Jolly su 13-11 con Marco Pugliatti al servizio. Vediamo se ritenta al salto, la spin. No, tiene fasciata. Una... Oh! Di pugno Sacco è riuscita a riprendere e Palmeri sfrutta le mani del muro per far ricadere nei 3 metri il pallone per il 13-12. Sacco è stato aiutato dal nastro. Sì. Che ha rallentato la palla in tuffo di pugno in controtempo. Graziano al servizio su Dionisio Di Pasquale, palla per Laganà, tocco dell'asta. A me è sembrato il tocco
sull'asta, vedi? Dopo E di il muro, ritorno, sì. certo. Era il muro del Raffaele che ha fatto rimbalzare la palla sull'asta, ma viene chiamato punto e punto per Raffaele che si fa sotto sul 13 pari. Dionisio Di Pasquali. Money out di Dionisio. (14-13). Scusate, ma non riesco a utilizzare il tabellone che di solito abbiamo. Tanto molto lunga questa schiacciata, questa battuta di Dionisio. Ritorna nel campo della Jolly e ci pensa Laganà. Su Sacco, attenzione Vaiana, no, Palmeri che colpisce in testa Dionisio Di Pasquale. 15-14. Vaiana al servizio. Sul nastro il suo servizio. Palmeri lungo. Ci pensa lui. Sì, è out. Palla chiamata out, sì. Oh, è out di tanto. Sembrava ci fosse un tocco, ma la palla è out. È out. No, ma loro chiedono l'in, chiedevano, non il tocco. Poi glielo diciamo. Che c'è? Il secondo Allora, arbitro ha chiamato tocco. ah, io non l'ho visto, tu l'hai visto? Dal replay non sembrava. Infatti. Quindi 15 pari. Sempre Vaiana al servizio. Teso. Tanto c'è richiesta formazione dal capitano Dionisio Di Pasquale. Di nuovo Teso. Mette Jolly in difficoltà sulle battute dell'ex Vaiana. Sì, ha una battuta molto tesa Walter. Scende veloce. È out la Out. schiacciata. L'attacco di Palmeri. Col numero 1 è entrato Crucitti al servizio, dotato di un buon braccio. È in. Murato 1000
dalla coppia Filianoti-Laganà. Sì, cade proprio sull'incrocio della riga dei 3 metri. Primo time out della partita di mister Chirumbolo. Si rientra. Crucitti sempre al servizio. Sul sacco 1000 per Palmieri ed è out. Secondo errore consecutivo per Palmieri, che sbaglia completamente il suo attacco. Sì, era palla molto staccata. Di nuovo Palmieri. Di nuovo nella stessa Out. direzione. Ribecca ridà fiducia a Palmieri. Palmieri deve entrare in partita. Questa volta spin di Crucitti su 1000. 4 non passa 1000, fermato dal nastro. Buona la serie positiva di Crucitti, l'abbiamo soprannominato D'Artagnan. Ti piace, Tommy? Ci sta, Ci sta, guarda, c'ha il pizzetto. Però lo aspettiamo sotto rete per una stoccata. C'hai sempre questo microfono basso, devi gridare di più. Proviamo a sistemarlo. È perché sì, ha il viso lungo e non arriva. Devi parlare di lato. Sì. Tanto 21-16. Secondo time out di mister Chirumbolo. Ancora Crucitti al servizio. Ora cambierà, vediamo cosa si inventa. Una palla corta, guarda quanto è arretrata la ricezione. E invece Forza. di nuovo, attenzione al primo tempo di Salmena, ma Murato. fanno buona guardia i muratori della Jolly. Mura Fabio Remo in assistenza al centro. Con Filianoti, il centrale, il nuovo centrale, lo chiamiamo centralino, risponde alle chiamate del suo palleggiatore. È lunga questa volta, si interrompe la serie di Crucitti. È uscita di poco all'angolino, all'incrocio. Rientra Melara. Lascia il posto a Massimiliano Lopetrone. Intanto per il Lamezia Ribecca al servizio. C'è qualche problema? Melara era fuori dal quadrato, il secondo arbitro è andato a richiamarlo. Fabio Remo va a punto. Siamo 23-17.
con Mimmo Laganà al servizio. Spin per lui. Forte su Sacco che tiene bene. E sfrutta immediatamente Mille. Ed è Mille al servizio. Che tira out. 24-18. Primo dei 6 set point con Fabio Remo al servizio. Palla corta per Palmieri. È presa, l'hanno ripresa. E finisce bello scambio con salvataggi da entrambe le squadre. Chiude il set Laganà. Dobbiamo risolvere il tuo microfono. Vediamo ora. Meglio. Sì, ora meglio, sì. Però si allontana di nuovo. Vediamo di alzare un po' il guadagno. Vediamo se guadagniamo un po'. Facciamo i minatori. Vediamo, prova. Ok. Un po' meglio. Sì, un pochino. Se no cambiamo cuffia. Oggi tutti gli ex dell'anno scorso universitari siete qua. C'è Zangari. Tu non stai giocando a Cosenza? No, per ora no. Però si studia. Per ora si studia. Com'è questa facoltà? Per ora sembra abbastanza impegnativa perché ci sono soprattutto le materie scientifiche di medicina un po' più pesanti, quindi vediamo. Eh sì, perché fai questa nuova facoltà che mi sembra che sia il primo anno. Sì, il primo anno. Bioingegneria informatica. Ingegneria informatica biomedica. Sì. C'era già l'anno scorso un'altra, era medicina e ingegneria, questa volta è ingegneria informatica con indirizzo biomedico. Sì. Quindi farai le app e i software di collegamento per gli elettromedicali. Chissà, vedremo. Ecco, sarà quello il... Ok, invariata la formazione per la Raffaele Lamesia e anche per la Jolly. Se alziamo di più succede il macello. Sì. Al servizio la Jolly con Antonio Melara, l'altro centralino della Jolly. Chi è il più grande, Antonio? Sì.
No, o Filianoti? no, no, Filianoti. Ah, caspita. Tanto 1000 riceve, attenzione. Ad alzare Alza Filianoti. palla spinta di Remo. Disturbato l'alzatore. Primo tempo, ritorna dall'altra parte. Si è fatto fregare da Vaiana. Era sbilanciato all'indietro Filianoti. Tanto al servizio chi va? Formazione per il Formazione di Lamezia. già? Ah, io ho dimenticato di iniziare a scrivere. Siamo sul... Non è 1-0, è sbagliato. O fanno come No, sulla Serie A? penso sia sbagliato. È out la schiacciata di Palmieri che era troppo avanzato, non ha fatto in tempo a ritornare nella sua posizione. E siamo 0-2. Forse stanno utilizzando il tabellone come Come in Serie A. in Serie A, che sì, almeno alla Rai, non sappiamo se nel campo è così. È comunque sbagliato lo stesso. Sì. Anche come posizione del campo. Ci mette le mani Palmieri. Che attacca. Out. È out. Il punteggio. Ok, ci ha visto il secondo arbitro che facevamo per correggere. Ok, tabellone corretto, perfetto. Mimola Canal, servizio. Su Sacco si sposta, la palla va out. 3-1 per il Lamezia. Walter Vaiana al servizio per la Raffaele Lamezia. Insidiosa la sua battuta che questa volta tiene bene. Forte l'attacco di Laganà. Pesta che ha pestato Mimmo? Dal replay sembra di no, però non lo so. Rimandiamo, vediamo subito. Sì, forse con la punta del piede. Quindi siamo... Mi sono perso col punteggio. Siamo 1-3, 1-4. Mi sembra 1-4. 4-1 per il Lamezia. Dovrebbe essere 4. Ok. Sempre tesa la battuta di Vaiana. Pipe di Dionisio fermata dal muro. 1000, battuta a 1000. Ed è time out Jolly.
Si riprende con Vaiana al servizio, 5-1 per il Lamezia. Molto tesa. La tiene Dionisio. Ma mi è sembrata toccata veramente. Ora da qua non la possiamo vedere, però Ancora Vaiana al servizio. Tesissima la sua battuta. si mette in difficoltà di ricezione questa battuta di Walter. C'è un cambio. Esce Esce Fabio Remo, entra Emanuele Renzo. la rivediamo se è out. Si Molto interrompe. teso questo servizio. Sembrerebbe in. No, è out. Out. Buona l'alzata del Petrone. Dionisio Di Pasquale non può attaccare su questa palla alzata da Renzo. 1000. Era stata intercettata dal muro 1 di Pugliatti. Non riesce Massimiliano Lo Petrone a dare vita a questo pallone. 2-8 con al servizio Ribecca. Lo Petrone ha cercato l'angolino di prima intenzione e si ferma poi la schiacciata di Palmera. Di Palmieri si ferma sul petto di Marco. Ci vogliono più pettorali perché così rimbalzava. Cambio in regia nel frattempo. Entra Dominic. Che numero ha Laurendi? Il 4. Oh, Sacco tiene questa lungolinea e intanto muro di Laurendi che fa il suo primo punto appena entrato. Grinta di Laurendi. Muro perfetto. Filianotti al servizio sul 3-9 per il Lamezia. Mille tenta il pallonetto. È out la schiacciata di Dionisio che non è riuscita a coordinarsi, stava andando a marcia indietro. È mancato coordinazione. Intanto 3-10, 1000 al servizio. Ed è out anche questa schiacciata di Mimmo Laganà. Hanno perso la misura del campo. Dionisio chiede
formazione per far ragionare un po' i suoi. Dovuto... Laganà era avanzato rispetto alla palla, la palla gli è arrivata un po' indietro, ha dovuto inarcare la schiena all'indietro per cercare di colpire. Time out per la Jolly. Secondo time out. Sono 9 punti di distacco. Buona la schiacciata di Dionisio. In battuta Domenico Laurendi. Dominic, quando è arrivato a 5 frondi, lo avevo soprannominato qualche annetto fa. Attenzione a Palmieri che viene fermato dal muro, ci riprova, ma a fondo campo c'è Renzo che fa buona guardia, tenta la lungolinea. E in all'angolino. Questa volta misure perfette per Laganà che cerca l'incrocio delle righe e lo trova. 5-12 con Laurendi al servizio. Oh, riceve male Sacco, ma riprendono la palla, attenzione. La pipe. La pipe, oh, ma tiene Sacco di nuovo, tenta il pallonetto, la palla spinta non tocca, ha tentato una palla spinta Dionisio era? Laganà, cercando le mani del muro, ma non le ha trovate, eppure erano lì, le ho viste, si erano fermate lì. 5-13 con Salmena al servizio. Oh, wow. Errore di Renzo in ricezione che manda il pallone a far compagnia alla cassa. Cambio di pallone. In scende quella palla, prende in pieno la linea di fondo campo. Cambio, esce Renzo e rientra Fabio Remo in rafforzare la ricezione. Ricordiamo che Remo
ha coperto tutti i ruoli in questa squadra, nella Jolly. Mi manca il centrale. Buona anche l'alzata. E lungolinea fermato da Mille. Palmeri si tuffa Lopetrone. Laganà Bella palla. colpisce Mille e la palla finisce in tribuna. 6-15. Dicevo, Remo non ha fatto il centrale ancora, poi Forse l'anno scorso sì. Sì, anche il centrale? Non vorrei sbagliarmi, ma Non mi mi sembra di ricordo, sì. mi sembra... Non lo ricordo centrale. Palmeri forte. 16-6. E Palmeri al servizio. Bene Lopetrone. E bene anche finalmente cercato il nostro centrale. Che a tutto braccio, con rabbia. Antonio tutta giù. Melara, che è al servizio in questo momento. Centrale per centrale, Vaiana risponde. Graziano al servizio. Sul Remo, attenzione! Slash di Vaiana su questa ricezione errata della Jolly. Sette 18. Buona Remo. Un bel lungolinea non trattenuta da probabilmente Palmeri. Palmeri era di lato? No. Mi sembra di sì. No. Numero 9 Graziano. Laganà. Forte. Trova l'ace Domenico Laganà. Si ferma sulla rete la battuta di Domenico Laganà. 9-19, sempre 10 punti. Intanto Vaiana al servizio, cerchiamo di fermarlo subito perché la sua battuta prima ci ha fatto disperare un po'. Vediamo. Su Mimmo Laganà che era appostato. Oh! Aiutato dal nastro, Mimmo fa cadere la palla in posto 2. Fabio Remo al servizio. Non inquadra il campo Mimmo Laganà. 20-10 per il Lamezia con Ribecca al servizio.
è out. Solito cambio, Crucitti con Filianoti, quindi Crucitti al servizio, D'Artagnan per gli amici. Glielo dobbiamo dire però. A fine partita. Fine partita. Spin. Ed è out il muro sulla schiacciata di Palmieri. Si riporta a più 10. Si è chiuso il cambio con rientro di Lopetrone. E Mille al servizio con la spin sicuramente. Ed è out. Di nuovo mani out. (12-22). Tanto c'è un cambio, esce il numero 12 Salmena ed è entrato il numero 5 che è Chirumbolo, il figlio del mister. Era troppo. Antonio Melara schiaccia sul nastro, 5 centimetri più in su. Sarebbe passata. Era bassa. Mani out di Domenico Laganà. Dionisio Di Pasquale al servizio per la Jolly. Con muro a 1. Palmieri va a nozze. (11 set point a disposizione ora di Palmieri, il primo degli 11. Sbaglia il servizio Palmieri. Antonio Melara al servizio per la Jolly, 14-24. Sacco all'indietro per Palmieri,
si ributta sul muro della schiacciata dei Palmeri. In fondo campo c'era Dionisio Di Pasquale, alzata all'indietro di Laurendi che finisce out. Si chiude qui sul 15-25. Uno a uno. Si riprende terzo set, 1-1 tra Jolly Cinquefrondi e Raffaele Lamezia. Secondo set da dimenticare per la Jolly, partita male già dalle prime battute. Al servizio il numero 9 Graziano per Raffaele Lamezia. Su Dionisio Di Pasquale. Si lancia Sacco su questa palla toccata dal muro e sbucciata da Palmieri, mi pare, ed è 1-0 al servizio Marco Pugliatti. Scende questa palla, primo tempo, doppia. Chiamata la doppia. Noi eravamo coperti. Girava? Non l'hai vista?
E inizia Vaiana subito. Si ferma sul nastro il servizio di Vaiana. Dionisio Di Pasquale al servizio. E piega le dita di Mille. Questa battuta da fondo campo a campanile. Molto difficile da ricevere. Palmeri ma fa buona guardia Lo Petrone a lungolinea, ci riprova dalla parte opposta la Ganà, tocco di nuovo del muro dal fronte opposto e questa volta Remo dopo scambi con belle difese da entrambi i lati. Dove i due liberi hanno dato prova maiuscola. Mille tira sul muro, tira forte, la palla si impenna. 4-2. Ribecca al servizio. Buona la ricezione di Lo Petrone. E Lagana piega la difesa del Lamezia. 5-2. Antonio Melara pronto al servizio. C'è da pulire. Tesa. Muro. Fermato Palmieri da un Moser block. Con una buona battuta di Melara, angolata sull'incrocio dei 3 metri. Mette in difficoltà la ricezione della Lamezia. Vediamola se ha colpito prima l'asta. Da qua non la possiamo vedere. Però sembra di sì. Sembra di sì. Mi dispiace Privitera, e rimane ferma sulla sua decisione. Proteste anche dal nostro mister. Siamo sul 6-3.
Abbiamo il doppio tabellone, c'è anche il tabellone. Mille al servizio, 6-3 Jolly, e si ferma sul nastro. Mimmo Loganaforte sul Sacco che riceve bene. Salmena al servizio, 7-4. Porta il muro in discesa, in autocopertura, toglie la palla alla difesa, palla cade in mezzo al campo, 8-4. D'accordo i microfoni bassi, ma non ci sentiamo proprio. Tanto Remo al servizio, primo tempo Di Vaiana. di Vaiana. (8-5). Palmeri al servizio. Era invasione, beh, l'ha vista. Era invasione perché era Sì. sull'alzata, la palla era nel campo della Jolly. Filianotti Francesco al servizio. Oh, riceve male Graziano. E anche ancora peggio fa Palmeri. Ed è time out per mister Chirumbolo, che richiama i suoi. Mani out per la scacciata di Graziano. 10-6.
ed è Graziano che si occupa della battuta del servizio. E tocca la riga, lascia sfilare Lo Petrone, palla mezza fuori e mezza dentro. 10-7. Dionisio Di Pasquale, non riesce Marco Pugliatti a bloccare la slash del Lamezia. 10-8. Si sta rifacendo sotto la Lamezia. Siamo partiti da un parziale da 10-5, sono 3 punti consecutivi. Questa volta è out. Ma non l'ho fatto il replay, vediamo se si vede. Boh. Time out per la Jolly. Graziano al servizio, sempre lungolinea, questa volta Lo Petrone dice la prendo a prescindere, colpisce la testa del muro, questa schiacciata, la testa di Pugliatti, questa schiacciata di 1000, ed è 10 pari, 5 punti consecutivi. Sempre allo stesso posto. Free ball per la Jolly. Pugliatti al servizio. Ci ha abituati alle spin Marco. È out. Colpisce il nastro Palmieri e la palla finisce out. 12-10. È out, angola troppo questa volta. 12-11. Ed è Vaiana al servizio.
Perfetta la schiacciata di Mimmo Laganà che angola. Di Pasquale al servizio. Forse era out. Mille schiaccia, ma c'è buona guardia con una pipe e pallonetto. Attenzione, la piazzata di Mimmo Laganà. Palmieri cerca il pallonetto con Muro in discesa. Stiamo vedendo bella pallavolo. Muro è saltato in anticipo. Palmieri non ci pensa due volte, la piazza. Palleggiatore Ribecca al servizio per Lamezia. Sull'Opetrone. Mimmo Laganà è in. Nell'angolino. E c'è il solito cambio. Entra Crucitti. D'Artagnan. Bella la sua spin. Ed è out. La schiacciata di Mille. Mille che quando abbiamo fatto i play out con la per la 2 è venuto a darci una mano, giocava col Cosenza. Negli allenamenti è venuto tocco del Muro e in, e forse anche 4 comunque se l'avessero presa, che mi sembra che è rimbalzata sul nastro. 15-13. Sembra di sì. E non si è sentito il rumore delle mani. Al servizio proprio Luciano Mille. Bene Dionisio Di Pasquale. Laganà è out, tocca l'asta mi pare, che si chiama il secondo, e si rifà sotto il Lamezia 15-14. Forte la spin di Mille. Laganà spinge sul muro ed è mani out. Forte, free ball, mani out. A tutto braccio Mimmo Laganà. Risponde Palmieri dalla parte opposta. 17-15.
Salmena al servizio. Buona ricezione di Remo e angolata. Passa in mezzo al muro Domenico Laganà. Fabio Remo al servizio. Su 1000. Bella l'alzata. È buono il muro. Alzato una mano di Ribecca che corregge la traiettoria di questa palla ricevuta male. Ma il muro della Jolly si oppone ed è time out del Lamezia. Si ricomincia a 18-15 con Fabio Remo al servizio. 19-15. 19? Mi sono perso un punto? Mi sono perso un punto. Oh! (20-16). Palmieri al servizio, spin per lui ed è in campo, cade davanti, no? L'ha presa, avevo sentito il rumore del... ed è mani out, finisce così. Palmieri. Non mi ero accorto che l'Opetrone aveva ricevuto questa palla, sembrava arrivato a terra. 20-17. Chiediamo formazione. Capitan Di Pasquale. Aiutato dal Palmieri. nastro Ace sporco, cade la palla davanti all'Opetrone, ci mette un braccio, però la palla rimbalza nel campo, passa sotto la rete. 20-18, sempre Palmieri al servizio. Time out Jolly.
Sempre Palmieri si riprende 20-18 con le spin di Palmieri che stanno portando. Intanto la Lamezia ci regala questo punto, questa free ball. La Jolly non ci pensa due volte. Cambio tra i due fratelli Filianoti. Mi sembra che il numero 13 Sì, è Federico al servizio. Alzata di Sacco, 21-19. Rientra in campo Lopetrone dopo il cambio e il rientro del centrale. E si è portata via la rete. Altro regalo su questa slash facile. Ribecca becca la rete. Intanto Pugliatti al servizio. Vediamo la sua spin. Buona. Alza Palmieri per 1000. Buona l'alzata. Palla spinta. Laganà schiaccia a centrocampo. Bella azione della Jolly. Buona la spin di Marco Pugliatti, che ha portato in cattiva ricezione il Lamezia. Difesa e ricostruzione della Jolly. 23-19. Si ferma sul nastro la battuta di Marco Pugliatti. 23-20. Tanto c'è un cambio, vediamo un po' quanti cambi. Esce Ribecca, entra Lorusso, entra il secondo palleggiatore, numero 6 Lorusso, e Vaiana col cambio del libero. Quindi al servizio Vaiana, che dobbiamo arginare immediatamente. Torna è out. (24-20), 4 set point a disposizione della Jolly per portarsi sul 2-1 in questa terza di campionato. Seconda partita per la Jolly, che ha scontato una giornata di riposo. Riceve Graziano, 1000 out, ed è 25-20 e siamo sul 2-0 per la Jolly.
Vediamo la prossima partita, non abbiamo la grafica. Allora, la Jolly ospiterà la Tonno Callipo, questo è il 29-10 alle 18. Il Palermo riposa. A Saponara la Sisili Fratelli Anastasi Beach Volley ospita la Datterino Letoianni. La Warriors Via Grande riposa. Alla Mesia Terme il Raffaele ospita la Jam Service Aquila Catania. A Fiumefreddo la Costa Dolci Papiro incontrerà la Palomar Volley Siracusa. E questa era la prossima giornata. Tanti errori, Tommy, della Mesia, errori gratuiti su punti, su free ball, Sì, su slash. errori che non si sono visti nel secondo set. Sì. Ed è proprio questo che ha fatto vincere il set alla Mezia. Sì, mentre era l'opposto, tanti errori della Jolly nel secondo set. È partita spedita la Mezia nel secondo set fino a 7 punti, eravamo 1-7, mentre diametralmente opposta il terzo set con la Jolly sempre avanti. E la Mezia a rincorrere. Siamo stati sul 10-10, dopodiché la Jolly è rimasta avanti, è stata raggiunta con una serie positiva di 5 punti dal 10-5 al 10-10. Poi c'è stato il time out del mister Giglietta e la musica è cambiata. Al servizio per la Jolly il dottor Remo. Con Master in libero, schiacciatore, Palleggiatore. palleggiatore e si ferma sul nastro. Intanto nella Mezia è entrato Paradiso. Il lungo? Sì. Eccolo là, sì. Out. In? Tocco? In? Non l'ho vista in. Mi sono scordato di lanciare il replay, vediamolo, c'è. In. È in. Ed è 1000 al servizio per il Lamezia. Spin ed è in. Stesso copione del secondo set. Con ace e errori di ricezioni nel secondo set. È il lato del campo che non piace alla Jolly. Sempre 1000 al servizio. Questa volta aeroplanino, finisce out. (3-1) per il Lamezia.
Antonio Merara al servizio. Colpisce malissimo, la palla difficilmente arriva a toccare la rete, stava passando sotto. Erano paste. Si è salvato per poco per le paste per tutta la squadra. Ecco qui che al servizio si presenta il nuovo entrato Paradiso, anche lui come il suo collega centrale rischia le paste. 2-4 per il Lamezia con Marco Pugliatti al servizio. Oh, parte anche questo riplenino. Sono 4 errori di fila al servizio per entrambe le squadre. Sì. Palmieri al servizio per il Lamezia, spin, buona free ball per il Lamezia, ma c'è buona copertura ed è punto di Lagana. Dionisio Di Pasquale al servizio per Jolly. Difesa a fondo campo di Dionisio. Muro ci riprova. Colpisce. No, presa. E mani out questa volta, finisce con l'attacco di Graziano, questo batti e ribatti. 3-6 con Graziano al servizio. Jolly che non è riuscita a contrattaccare. Mi sembrava era complicata per Remo. Molto difficile, sì. Time out Jolly. Palmieri prende questo primo tempo. Ed è mani out. Tre a 8, 5 punti di vantaggio del Raffaele Lamezia in questo quarto set. Pallonetto di Remo,
Mille tenta anche lui il pallonetto, Remo fa buona guardia in difesa. Palmieri carica il braccio, centrocampo, si tuffa Massimiliano Lopetrone ma non ci arriva. Era posizionato sulla parallela per la schiacciata eventuale di Palmieri, ma Palmieri sfrutta invece il pallonetto a centrocampo. 3-9 con Graziano al servizio con la spin. E out. Sempre 5 punti di vantaggio della Mezia che conduce per 9-4. Rientra intanto il nostro centrale Melara con al servizio Filianotti Francesco. Tesa la sua battuta su Sacco. Buona la combinazione con Baiana. Ribecca manda a punto il centrale ex della partita che ora va anche al servizio. E sono 4-10 ed è out. Moltissimi errori al servizio in questo set. Tanto c'è pronto Laganà. Forte su Graziano. Palmieri Palmieri out. out. Sempre Mimmo Laganà al servizio. Si ferma sulla rete. Distacco invariato. Ora Ribecca al servizio per il sul 6-11. E si ferma sul nastro. Dobbiamo sfruttare con gli attacchi che non stiamo facendo questi regali del Lamesia. Intanto Fabio Remo al servizio su Sacco. Tenta il pallonetto. No, dai. Palla attaccata, Mille fa il pallonetto e cade. Sì, anche Lopetrone preso controtempo. Sì, andava pensando un pallonetto sotto rete, ma ci arrivava lo stesso anche spostandosi. Mille al servizio e si ferma sul nastro. Dovevamo sfruttare tutti questi cambi palla consecutivi, tutti errori in battuta. Intanto cambiamo la battuta, esce Melara, rientra Crucitti, D'Artagnan Crucitti. Restituiamo il favore alla Lamezia. Colpisce male Paradiso,
al servizio per il Lamesia. Tesissimo il suo servizio. Buona la schiacciata di Dionisio Di Pasquale, che sfrutta la potenza per mandare questa palla out sul margine del muro. Intanto al servizio Marco Pugliatti, questa volta jump float. Buona la combinazione del Lamezia, che porta via il secondo di muro e permette al proprio schiacciatore di mettere questa palla a terra. 9-14 ed è Palmieri ora al servizio. Non riusciamo a sfruttare il servizio e contrattaccare. Difesa e contrattacco. Vediamo adesso il servizio di Pasquale. Ad una mano ruota parecchio, ma la palla è out. (11-14) e c'è cambio, esce Remo e rientra Emanuele Renzo ad alzare il muro. Ed è out, troppo forte questa palla. Graziano al servizio, intanto viene fatto accomodare il medico che si era alzato sull'Opetrone. Forse palla, se non c'era stato il tocco del muro sembrava destinata out. Filianotti al servizio per la Jolly. Di nuovo Vaiana. Non è il primo punto che fanno in questo modo, con Ribecca che alza ad una mano per il proprio centrale. Ed è Vaiana al servizio. Attenzione. Oh, doppia. Mi è sembrato schiacciata di Mimmo Laganà, che colpisce Graziano, mi pare. Mimmo Laganà al servizio. Mani out di Mille.
Cambio nella Jolly, esce Marco Pugliatti e rientra Domenico Laurendi. Tanto Ribecca al servizio. Ribecca difende e Palmieri diagonale. 13-19. Time out per la Jolly. Tanto muro di 1000 su Laganà. 13-20. Tanto abbiamo fatto un cambio di cuffietta, vediamo se si sente. Prova. Ci siamo. Free ball per la Lamezia. Ribecca al servizio. Lopetrone. Money out di Laganà. Emanuele Renzo al servizio ora per la Jolly. Qui c'è stato un calo del mixer, oppure la nostra voce ormai. Tanto Sacco 1000 tiene out, rimbalza la palla sul nastro. Ancora 15, Renzo 21. al servizio. Pronti? 15-21. Emanuele Renzo al servizio. Tesa su Sacco. Bravo Lopetrone. Laganà. Bene anche Sacco di nuovo. Ed è money out. Finisce questa allungazione con Mimmo Laganà che spara sulla testa del secondo di muro. Palla si impenna, finisce out. 16-21 sono le batterie, per questo è sceso completamente. Molto tesa. Palmieri, mura 1, è un invito a nozze per lui.
16-22. Al servizio Luciano Mille. Vediamo se è una battuta a 1000. Spin. Sì. Trova Sporco. l'ace. 16-23. Battuta su Emanuele Renzo che non riesce a girare le braccia in tempo per intercettare questa spin di Luciano Mille. Tanto cambio, esce Emanuele Renzo, rientra Fabio Remo. Antonio Melara porta a casa questo punto. (17-23) e lo stesso Melara al servizio. Palmieri, ma c'è Muro. Dionisio Di Pasquale, mani out con tiro di esperienza. Sfrutta le mani del Muro Dionisio Di Pasquale. Ancora Antonio Melara al servizio. Su Sacco. Palmieri cerca il pallonetto. Muro di nuovo. E 18-24 su questo svarione della Jolly, con palla che stava per cadere a terra, nessuno ci andava. Set point per andare sul 2 pari, con Paradiso al servizio. Tesa su Remo, alza Dionisio per Laganà. E finisce 18-25. Il Muro di Domenico Laurendi non finisce in campo, finisce out. 2 pari, si va al quinto set.
Quinto set con Paradiso confermato nel Lamezia. Ribecca, Palmieri, Sacco, Graziano, Paradiso, 1000. Ribecca al servizio. Sacco difende bene. Doppia. Domenico Laurendi al servizio. Tesa su Sacco. Ribecca per 1000, non ce la fa Laurendi a fermarla. Uno pari. Luciano 1000 al servizio per il Lamezia. Al salto su Dionisio Di Pasquale e Dionisio attacca, diagonale perfetta all'angolino. Palmieri piega le mani del muro, non ce la fa Massimiliano Lopetrone a riprendere questa palla per il 2-2 con Paradiso al servizio. Tesa su Dionisio Di Pasquale e Muro su schiacciata di Remo porta in vantaggio gli ospiti del Lamezia. Paradiso a rete. Figlianotti al servizio. Vaiana questa volta sbaglia questa palla che era un po' bassa. Si ferma sulla rete l'attacco di Vaiana. Si era bassa. Ancora Filianotti in battuta. Cerca il pallonetto Palmieri. Tenuta da Ribecca. Di nuovo Palmieri, ma c'è buona guardia del nostro alzatore Laurendi. E alla fine non si coordina bene Mimmo Laganà. La palla finisce alta, non era in posizione, doveva indietreggiare. E Palmieri al servizio, 4 pari. E si ferma anche questa. Tentato una palla corta, ma è troppo corta. E quando la coperta è corta o hai freddo ai piedi. Intanto è Mimmo Laganà al servizio.
forte su Graziano, e Graziano si propone, tocco del muro, in fondo al campo c'era Dionisio, Remo, Laganà, bene, tocco del muro, Laganà si distende in difesa, pipe di Dionisio Di Pasquale, lungo scambio, grinta di Domenico Laurendi che incita i suoi e incita anche il pubblico. formazione chiamata dalla Lamezia. Sì, perché c'è Mimmo Laganà al servizio. Siamo su 6-4, 2 di vantaggio sul Lamezia. Buona, passa in mezzo al muro Graziano e non grazia la Jolly, anzi grazie alla Jolly, ed è lo stesso Graziano ora al servizio. Sull'Opetrone, out, L'attacco di Laganà. mani out a fondo campo, 7-5. E Fabio Remo ora al servizio. Jump plot per lui. Graziano riceve, 1000, bella il tuffo di Lopetrone, Mimmo Laganà piazza la palla Palmieri. e non si può fare nulla su questa schiacciata del solito Palmieri. 7-6. Perfetta la sua diagonale, ora al servizio Vaiana. Bella difesa di Lopetrone sull'azione precedente. Ehi, no, ha toccato l'asta, ha toccato l'asta. 7 pari. Ha toccato l'asta, peccato perché la palla era comunque caduta in campo. Laurendi aveva servito il centrale. Vaiana ancora al servizio. 7 pari. Tesa su Dionisio Di Pasquale, è diagonale questa risposta di Mimmo Laganà. 8-7, si cambia campo. Cambio. È uscito Antonio Melara, Melara. è entrato il numero 13 Filianotti, il fratello. 2 Filianotti in campo su Graziano. 1000 difeso. Mi sono perso tutto.
Probabilmente un'invasione. Un'invasione probabilmente. Comunque avevano ripreso la palla. Palmieri rimanda la palla alla parte opposta, la Ganà su questa difesa, primo tempo, e buca il primo, ma penso sia il primo punto di Paradiso, che è salito in alto, è salito in paradiso e poi è risceso e ha bucato il campo. 9-8 con Rebecca al servizio. Su Fabio Remo. Errore qui in copertura di Paradiso. In battuta Domenico Laurendi. Chiarimenti chiesti da Graziano, non sappiamo merito a che cosa. Laurendi al servizio. 10-8. Anche dalla parte della Jolly un tentativo di Dionisio porta fuori tempo la nostra difesa. Tanto c'è il cambio, esce Mille, entra Chirumbolo. Su Dionisio Di Pasquale, Palmieri, ed è in. Dionisio al servizio, Dionisio Di Pasquale ora al servizio. E c'è time out Chirumbolo. È il primo time out di questo quinto set. Dionisio al servizio. Su Chirumbolo. Palmieri tiene bene Dionisio. Non riesce ad alzare. Free ball per la Jolly. Palmieri, muro. Chirumbolo fa buona guardia dalla parte opposta. Graziano, mani. E si insacca la palla di Mimmo Laganà. E si infiamma il Pala Bonini quando i Bonini sono in trasferta. Si infiammeranno anche in trasferta. Tanto Dionisio Di Pasquale a servizio. 12-9. Primo tempo di Paradiso. Di Paradiso che riceve, è lì, è alto. 12-10 e si appresta Paradiso
al servizio. È rientrato Vaiana, è uscito il libero Sacco. Lopetrone, Laganà, mani out. 13-10 con Filianoti, Francesco al servizio per la Jolly, ricezione corta su Graziano, tiene bene e non ce la fa Remo a rialzare questa palla. 13-11, scambi confusi, una difesa di Dionisio Di Pasquale con alzata di Filianoti, e intanto è Palmieri al servizio, ma Capitan Dionisio chiede formazione. Palmieri al servizio, bene su Lopetrone, Remo non ce la fa, Si ferma sulla rete non ci l'attacco di Fabio voleva Remo. questo attacco di Remo, non si coordina. Time out Jolly. 13-12. Palmieri al servizio. 13-12 Jolly. Spin. No comment. 14-12. Time out Lamezia. Chiedevano una trattenuta. C'era? Match point per la Jolly in questa lunga partita, iniziata con 10 minuti di ritardo per un problema al referto elettronico. Il computer non probabilmente si voleva collegare. Mimmo Laganà al servizio per servire questo primo match point. Tutto pronto, secondo fischio di Privitera, primo arbitro. Palmieri, In. c'è stato anche il tocco del muro, comunque la palla era dentro. Graziano al servizio ed c'è un cambio, rientra Mille, esce Chirumbolo, esce anche Ribecca al posto di Salmena. Chi è l'alzatore? Ah, ecco, c'era qualcosa che non tornava.
su Dionisio Di Pasquale, cattiva ricezione, attenzione, Palla Palmera, Palmieri. Murato, ed è 15. Seconda partita della Jolly, seconda partita 3-2 contro due squadre candidate. Anche il Raffaele Lamezia non nasconde di sicuro la voglia di fare il salto di qualità. Ora, prossima partita il 29 in casa contro la Tonno Callipo, che oggi riposa. Noi ci prenderemo una settimana di riposo, devo riprendere la voce. Va bene, salutiamo i nostri ragazzi, ringraziamo Tommy Orecchio per l'aiuto. Seconda partita di Giglietta, finita 3-2. Tuffo. Bene, appuntamento per il 29 alle 18 qui dal Pala Bonini. Qui è tutto. Ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci a tutti.